impazziate e non ridete, che mo vi racconto una storia vera, no quella dei libri o dei giornali, ma una vera, vera e reale. Me l'ha insegnato la maestra alle scuole serali, a dove io studiavo la prima elementare. La vera storia di Peppe Garibaldi e i garibaldini, tra un panino e un bicchiere vino. Peppe partette da Sicilia con un veliero, proprio come un contrabbandiere. Teneva con sé 1000 guaglioni, non tutti vestuti in russo, solo qualcuno. A Sapri si fermarono che sentivano fame, a dove incontrarono delle belle dame, tra una fella e prosciutto e un bicchiere vino. Se fecero tutti a tara a luce e vino, la serata era troppo bella e se fecero pure una bella tarantella. Appresso iettere a terra, a dove Peppa Vittorio via dalla mano, si incontrarono rindo casertano, avevano fa l'Italia e gli italiani, ma si scontrarono in Coppa Capitale e Peppa si fece come un animale. Peppa voleva Napoli centrale, Vittorio voleva Torino città speciale. Peppa ricette Vittorio non mi fa incazzare, Napoli capitale sa da fa, se non mi incazzo e con tutti i miei garibaldini te venga a pigliare fino a Torino. E dopo 2 ore tra un bicchiere vino, una chiacchiera e un panino, Peppa imbriaco decidette per Torino. Peppa fu egoista e ingorda e se vennette a Napoli per una cosa esorda. Ci sappiamo fa, ma nei secoli ci hanno venuto sempre, bastavano babà.